Buongiorno, ben ritrovati. Ci ritroviamo qui come ogni martedì, ogni giovedì con Family, Salute e Benessere. Oggi è nostra gradita ospite Susanna Cardinali, che è presidente dell'Associazione Alzheimer di Udine. Buongiorno signora Susanna, Buongiorno a grazie voi. per essere qui con Grazie a noi. voi. Per parlarci soprattutto dell'attività dell'associazione, perché l'attività è sempre nel vivo, adesso entra nel vivo in modo particolare con attività che consentono anche di stare all'aria aperta. Certo. E comunque parliamo di camminamenti, no? Camminamenti sia all'aria aperta ma anche chiaramente al chiuso, cioè abbraccia certo. un insieme di iniziative. Esatto. E Camminamenti è un'iniziativa che si svolge da parecchi anni in collaborazione con il Comune di Udine, che la finanzia attraverso il 5 per 1000 o attraverso altre forme di contributo e che appunto viene svolto in collaborazione con l'ufficio Città Sane e viene portato avanti in particolare appunto dalla cooperativa Pervinca, che è la stessa cooperativa che gestisce il centro diurno con l'omonimo nome. Camminamenti appunto, quindi Comune, cooperativa Pervinca, Alzheimer, associazione Alzheimer, è un'iniziativa che vuole stimolare la reattività, l'impegno mentale delle persone proprio per cercare di non portarle, che non arrivino a delle forme di demenza, visto che, lo dicono, non lo dico io chiaramente, lo dicono gli esperti, la stimolazione cognitiva e l'impiego della mente sono fondamentali. Ecco, fondamentali anche prima di manifestare problematiche. Ovvio. In questo senso, no? Certo, certo. La mente va sempre tenuta, Stimolata. va sempre stimolata. Esatto. E quindi infatti camminamenti, letto diversamente, è menti in cammino, no? Menti in cammino. Ecco, quindi parliamo proprio, no, da che cosa è caratterizzata. Abbiamo detto che ci sono dei momenti in ludoteca anche, no? Sì, ci sono dei momenti in presenza, Sì. quindi nella ludoteca di Udine, che è un posto delizioso per chi non lo conoscesse, poi affaccia sul Giardino del Torso, che è un posto altrettanto delizioso Sì. e che speriamo di riuscire anche a utilizzare più avanti con la bella stagione, perché è veramente un bel Beh, in posto. comune erano particolarmente soddisfatti, cos'era un mese fa, un paio di mesi fa, quando è nuovamente, no, ripresa l'attività in ludoteca. In ludoteca, sì, Che perché è deve veramente essere stata un bel riaperta, mi pare, dicembre, gennaio, no? Sì. E poi lì si potrà anche magari più avanti pensare ad un'interazione bambini, anziani, no? Sì. Che è sempre molto, anche quella molto positiva, molto stimolante. Quindi ci sono degli incontri in ludoteca, ci sono 7 incontri, 8 incontri in ludoteca e poi ci sono altri 2 blocchi che invece si svolgono online. Uno che si chiama l'allenamento cognitivo e l'altro la biomusica. Abbiamo in mente di fare anche altre cose, corsi di burraco, altre cose che possano stimolare, però questi sono i progetti per i prossimi 2 mesi, quindi poi ci auguriamo come sempre di andare avanti e di arrivare all'aria aperta, no? Quindi di fare delle cose, in genere si fanno nelle circoscrizioni, nei parchi circoscrizionali, però diciamo che forse sono poco conosciuti, abbiamo bisogno di adesioni, di persone che vengano, insomma. E quindi avete bisogno di volontari, in sostanza. Tanto bisogno di volontari, sì, sia per questo progetto che per altri. Se non ci sono i volontari c'è difficile portarli avanti, perché altrimenti sono sempre le stesse persone che lavorano al diurno, lavorano sul territorio, Sì. quindi abbiamo bisogno di volontari. Chiediamo che si facciano, cioè si propongano magari telefonicamente o via mail anche all'associazione e poi faremo anche dei corsi per questi volontari, una piccola formazione, insomma. Senta, dalla sua esperienza, visto che da diverso tempo appunto opera all'interno dell'associazione Alzheimer, ci sono delle caratteristiche particolari che devono avere le persone che decidono, che pensano, che hanno voglia di dare una mano, di aiutare? Beh, le caratteristiche sono quelle di dare una mano agli altri, come
diciamo anche noi in associazione con certe frasi fatte che far del bene agli altri fa bene prima di tutto a Certo, se stessi, questo no? lo sappiamo, E questo lo sappiamo. ed è innegabile. Perché... Assolutamente, quindi non deve essere vissuto come un lavoro, come un dovere, guai Dio, Sì. altrimenti cade il significato, ma proprio come un qualche cosa che aiuta gli altri, ma aiuta anche se stessi, perché molte di queste persone magari starebbero a casa, anche loro non si porrebbero in relazione con gli altri e quindi questa empatia con gli altri. E poi chiaramente con gli anziani come con i bambini bisogna avere molta pazienza e bisogna appunto essere propositivi in maniera molto, molto semplice, molto diretta, venendo incontro anche, no? Magari a quelle che sono le caratteristiche della persona, le sue problematiche. Per quello un minimo di formazione serve, perché anche in per queste questo che cose ci vuole un organizzate minimo proprio. di... Sì, le organizzeremo senz'altro con specialisti, Ma con tecnici. adesso di quanti volontari vi avvalete? Pochi, devo dire la verità, perché noi come Alzheimer praticamente siamo noi stessi consiglieri, i volontari principali. Per Vinca, per camminamenti e per altre cose, veramente si contano sulle dita di una mano. Addirittura, Sì, addirittura. sì, per quello ne abbiamo bisogno, perché insomma le persone possono anche giustamente avere i loro impegni. Sì, perché c'è l'associazione che è fatta per confrontarsi, per vedere, per sì. magari no, organizzare iniziative, però volontari, cioè Veri e persone che propri. lavorino Esatto, sul campo sì, sono, sì, sono sì, sì. poche. Anche molto semplicemente per quanto riguarda per esempio l'associazione, il rispondere al telefono, no? Sì, noi abbiamo comunque sempre una deviazione di chiamata, quindi insomma il nostro Sì. numero cerca di rispondere sempre, però le persone possono ammalarsi, possono andare in ferie, possono avere dei problemi e noi vorremmo Sì, che... sì, se manca una persona, Vorremmo che praticamente. 365 giorni all'anno ci fosse una risposta alle persone. Ecco, questo Sì, sì, sarebbe perché se molto manca uno andate importante. in Andiamo tilt, in no? tilt Come perché si suol magari dire. è quello che fa da segretario e quello che fa per altre cose, insomma. Quindi... Ecco, volevo aggiungere che un'altra Sì, collaborazione interessante è quella con il CEC, sì. perché il Circolo Espressioni Cinematografiche, perché al Visionario abbiamo già fatto, riprenderemo a fare dei cicli di film, mediamente una volta al mese, in cui ci sono posti riservati per noi, per gli anziani, e viene proiettato un film che poi viene anche criticato dai critici del CEC, viene spiegato, quindi anche questo è interessante perché anche il cinema è una buona forma di socializzazione e di stimolazione. E mi pare di aver capito che sia sempre più, no? Sempre più frequente questa vostra presenza da un po' di tempo a questa parte. Sì. Quindi avete Sì, stretto questo rapporto di grazie anche collaborazione. appunto alle collaborazioni anche con altre realtà, insomma. Ecco, volontari di tutte le età, ma è logico che chi magari non ha più un impegno di lavoro fisso, magari ha più tempo Certo. da dedicare agli altri. A meno che Certo. non si dedichi a nipoti, no? Perché, Sì, esatto. Insomma, in genere insomma, il target è quello del giovane pensionato, Eh. diciamo, no? Perché è chiaro, chi lavora non gli si può chiedere anche un impegno di volontariato. Ci sono le persone, io stessa anche quando lavoravo facevo magari del volontariato Sì. con i bambini o con gli anziani, però è faticoso, insomma, giustamente se uno poi ha magari anche famiglia, impegni familiari, per cui diciamo che il pensionato è proprio il target più giusto, più adatto a noi. Al momento come associazione quante persone contate, in quanti siete? Perché mi pare un gruppo piuttosto nutrito. No, come diciamo gruppo di consiglio, il consiglio dell'associazione, che poi appunto sono quelli che si suddividono un po' gli impegni e le mansioni. Allora da 7 siamo passati proprio recentemente a 9. No, ma io dico anche come associazione. Come associazione, cioè i soci non sono moltissimi, dovremmo averne Promuovere molti un di po' più, di più. promuovere anche perché onestamente 10 euro all'anno di iscrizione sono una cosa
come dice anche il nostro neurologo, il dottor Cancelli, fare soci, avere tanti soci è indicativo anche, no, dell'importanza di un'associazione, quindi siccome i 10 euro all'anno veramente credo che siano nulla, non è che noi non diamo i servizi a chi non è socio, ovvio, certo. però diciamo che è una forma di partecipazione concreta che ci farebbe piacere incentivare, avere di più, ecco. E praticamente organizzate, a parte queste iniziative di cui Sì. abbiamo parlato, anche degli incontri, no? Proprio con le Beh, sì, il persone, perché nostro... c'è questo scambio reciproco di Sì, sì, esperienze. sì, ci sono sia i corsi appunto con gli esperti, neurologi, psicologi, se c'è bisogno abbiamo anche il legale, anche l'avvocato per consultazioni e poi ci sono appunto gli incontri online che sono quelli che vengono fatti, dico online perché recentemente Certo, è il modo migliore di di comunicare, no? comunicare e che sono fatti appunto per i familiari o i caregivers che pongono le loro problematiche, ne E che non si discutono con sentono le così persone. abbandonati, non si sentono da Assolutamente, soli. anche proprio per come rapportarsi con l'ammalato che hanno in casa, insomma. Mm. Bene, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento. Non posso fare altro che ringraziare la A Presidente lei. dell'Associazione Alzheimer di Udine, Susanna Cardinale. Grazie per essere stata Grazie a con lei, signora noi Gregoratto. e Grazie. ringrazio anche i nostri amici telespettatori. Noi ci vediamo nella prossima puntata, sempre con la rubrica Family, Salute e Benessere.